Si è conclusa così ieri la giornata vittoriese del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ultimo saluto in piazza a Ceneda dopo aver visitato il Museo della Battaglia e aver ricevuto dal sindaco Tonon le foto del papà quando era venuto ministro quasi mezzo secolo fa. Una giornata intensa, caratterizzata dal calore della gente che l'ha subito avvolto. 20.000 gli italiani presenti lungo l'itinerario percorso dal Capo dello Stato e dal suo copioso staff. Tanta gente ad attenderlo attorno alle transenne in Piazza del Popolo per la cerimonia delle corone ai caduti. Altri già in posizione davanti al Teatro da Ponte con la speranza di stringergli la mano. Vi aspettate che venga a trovarvi? Sì, a darci la mano almeno, salutare che Vittorio Veneto è una cittadina che ha bisogno di tirarsi su. Al di qua delle transenne nel frattempo arrivano gli ultimi partigiani, testimoni viventi della guerra fratricida di 75 anni fa. Io sono partigiana combattente. Senta, però Combattente col mitra. Ecco. Combattente, sa cosa vuol dire combattente? Ecco, l'ho fatta che avevo 18 anni, tutta la famiglia era d'accordo, sono cimbra, sono nata in Consiglio e quindi ero sul posto. Ai giovani papà cosa va lasciato? Cosa abbia lasciato cosa? La libertà? La libertà poi. Poi l'arrivo del Presidente, l'inno, i cori, i discorsi, verso l'una l'uscita con un'immancabile fotografia con i sindaci presenti e l'inizio del bagno di folla. Un Presidente che nella sua umiltà ha conquistato i vittoriesi e per primo Roberto Tonon, che con questa visita conclude in bellezza i suoi 5 anni da sindaco. Beh, meglio di così non avrei potuto desiderare, abbiamo fatto un centenario coi fiocchi, la città ha reagito in maniera sempre viva e vivace, come ho avuto modo di dire durante il centenario. Direi che oggi col Presidente della Repubblica un'altra volta Vittorio Veneto ha dato il meglio di sé.